Tutto pronto per l'inizio dell'incontro con il Cottini Staibano Gomme che gestirà il primo possesso della gara in tenuta rossa attaccata destra verso sinistra, mentre lo zio Mauro Maccarese in tenuta verde e bianca attaccata a sinistra verso destra. Sulla palla Volpi, il cannoniere del Cottini Staibano Gomme. Quando sei pronto, Stefano? Subito il tiro verso la porta, che però non inquadra lo specchio, quindi il possesso sarà gestito ora dal zio Mauro Maccarese. Viene recuperato subito da Croce, che allarga verso Tajani, torna indietro da Petricca, che va sulla destra. Sbagliano il passaggio, quindi lo zio Mauro Maccarese recupera il pallone con Magionami. Ancora in pressing lo zio Mauro Maccarese, viene recuperato la sfera da Volpi, che può trasformare l'azione in offensiva. Palla verso Croce. Fulpiani la mette fuori perché era sgonfia, forse la palla non era comunque ottimale. Ricomincia quindi Croce, va sulla sinistra da Tajani, che va davanti per Vulpiani, che viene fermato sul nascere da Marchetti. Rinvio va a Galassi. Parte Galassi con Volpi, che fa finta di andare incontro, poi cerca di sorpassare l'avversario. Tajani sulla sfera a combattere con Ottaviani. Ancora Tajani cerca di girarsi, Ottaviani comunque rinvia, non glielo permette, torna indietro quindi da Petricca. Il numero 4 va al lancio lungo, che viene però stoppato, quindi cerca la percussione Zorzi. Non riesce però a sfondare il numero 5. La palla in mezzo, che viene però respinta da Petricca. Ancora il possesso per lo zio Mauro. Prova addirittura il tiro Marchetti da lontanissimo. Ancora Petricca sulla sfera. Numero 4 lascia per Volpi, che viene fermato fallosamente da Marchetti. Ripartono dal capitano Croce, che allarga verso Vulpiani. Poi la palla verso Galassi. La chiama Tajani. La palla verso Volpi. Pezzo ci mette la testa, la palla finisce al numero 20 Vulpiani, che cerca di allargare. Ora Vincenzo sulla sfera, se la fa strappare, quindi riparte il zio Mauro. Poi Petricca ci mette il piede e ferma Di Meo. Croce basso, allarga verso Tajani. Ancora il capitano, che gira palla bene verso Petricca, che va da Vincenzo. Ancora Petricca, che torna addirittura da Galassi. Il portiere va sempre da Petricca, ora difilato sulla destra. Si affida al capitano, che ancora gliela restituisce. Poi cercano Vincenzo. Troppo lunga questa azione difensiva. Riescono comunque ad ottenere una rimessa i giocatori del Cottini Staibano. Petricca con Tajani, che si fa vedere sulla sinistra. Ora Croce va a servire il numero 24, che di prima cerca di servire Volpi, che duetta bene con Croce. Croce può andare addirittura al tiro, lo effettua e firma il gol del 1-0 al quinto di gioco, quinto minuto del primo tempo. 1-0 per il Cottini Staibano Gomme, a seguito di una buona
triangolazione fra Croce e Volpi, 1-0. Riparte ora lo Zio Mauro Maccarese sotto di una rete. Bella azione quella del Cottini. Riparte ora Marchetti. Ancora la palla per il numero 8 che tenta addirittura il tiro da lontanissimo, viene sporcato da Ottaviani, ma Galassi la fa sua senza alcun problema. Vincenzo sulla destra, va da Volpi che cerca la sponda di prima, la palla ora è per Pezzo, poi la allarga Magionami, la palla è per il Cottini che non si accontenta del vantaggio, vuole ora cercare di trovare anche il gol del 2-0. Palla per Dominici che allarga verso Vincenzo che cerca Vulpiani, ma ottiene una rimessa. La palla ora per Volpi che cerca anche sua volta Vulpiani, viene fermato fallosamente. Sola battuta Croce che però ora si defila e Dominici che sembra voler andare con il mancino. Infatti la posizione potrebbe favorire un tiro con il mancino. Tutto pronto per la battuta con Dominici che prende la rincorsa, fischia ora il direttore di gara, parte Dominici che va dritto in porta, ottima la parata del portiere dello Zio Mauro, la palla ancora buona però la recupera Croce e torna da Galassi, va da là, è stato bravo con il petto Volpi per Vulpiani che allarga per Tajani, ancora per il numero 20 che cambia completamente il gioco e lo fa bene verso Dominici che la mette giù, poi va addirittura al sinistro e trova un grandissimo gol, quello del 2-0 del numero 23. Sono passati 8 minuti e il Cottini già comanda per 2-0. Vedremo se lo Zio Mauro cercherà di attuare una rimonta. La palla verso Vincenzo, la recupera Ottaviani che si rifugia da Pezzo. Palla verso Marchetti, cambia gioco cercando Ottaviani che la mette giù, poi torna dal numero 6 Pezzo. La palla verso Zorzi che se la porta sulla sinistra, viene poi fermato, non riesce neanche ad ottenere una rimessa. La palla per Tajani, viene prestato da Ottaviani, deve liberarsi di questa sfera, ora anche Di Meo sulla sfera. Ottengono una rimessa quello dello Zio Mauro che viene battuta velocemente, ma Petricca riesce a spazzare l'aria, poi cerca di aprire verso Vulpiani che effettua un tiro, viene però parato. Un fallo per la difesa, riparte Pezzo che va da Magionami, a campo il numero 10, poi apre verso Ottaviani che viene subito pressato da Tajani che gli strappa anche la sfera senza effettuare un fallo, poi riparte il numero 24, un'azione di sfondamento, viene fischiato però un fallo. Pallone. Croce verso Petricca, ancora Croce, cambia gioco verso Vulpiani che apre per Dominici, ora Vincenzo, tutto di prima, ancora Petricca che torna da Galassi addirittura, ancora per Petricca
che apre verso Vincenzo, che però ora è prestato da Zorzi. Quindi si rifugia da Dominici, che entra dentro il campo, poi apre bene verso Volpi, capisce tutto però Marchetti. Il numero 8 cerca di aprire verso Ottaviani, ma Petricca ci mette il piede e sporca il passaggio. Ancora Petricca che va da Galassi, la pressione di Ottaviani e di Di Meo, ma il portiere riesce comunque a rilanciare. Ancora il numero 7 che sbaglia però il passaggio, Volpi recupera e viene fermato fallosamente. Petricca va da Croce, porta palla Croce per la gira verso Volpiani, ancora Petricca verso Volpi che con una sponda sicuramente Petricca, ma ci mette il piede Magionami, che poi serve Di Meo, che a tu per tu col portiere si fa imbambolare, poi il tiro di Ottaviani che finisce fuori. Anche un'azione pericolosa quella del zio Mauro Maccarese quando siamo arrivati alla metà del primo tempo. Conduce ancora il Cottinista Ibano per 2-0. Il rilancio di Galassi nei pressi di Dominici, che però non può addomesticare questa sfera, quindi riparte Garafalo da Pezzo. Viene pressato il numero 6 che però sbaglia ugualmente il passaggio, recupera Croce che però viene subito rimontato. La palla verso Tajani, pressato da Ottaviani, torna indietro da Petricca. Si scambiano molto il pallone i giocatori del Cottinista Ibano Gomme, raramente rischiano la giocata o il dribbling. Verso Croce che si gira, portare un po' la sfera, poi la apre verso Dominici. Stavolta cerca nuovamente Croce, non buttano mai il pallone i giocatori in maglia rossa. Poi Vulpiani tenta il tiro da lontano che si perde però alto. Garafalo verso Pezzo, no, ora Pezzo. Marchetti si è spostato più sul centro della difesa con Pezzo che si è allargato sulla destra. Petricca duetta con Croce. Di Meo non va in pressing, quindi Petricca può pensare. Ricordiamo che queste due formazioni sono attualmente al quinto e al nono posto della classifica. Al quinto posto il Cottini e al nono lo zio Mauro Maccarese. Sono divise da 18 punti che in questa prima metà di primo tempo si sono visti tutti. Lo zio Mauro che non è riuscito ancora a impensierire Galassi, a parte in una occasione. La palla ora per Di Meo che può girarsi, la allarga verso Zorzi, può puntare la difesa, Volpiani non gli lascia però il tiro e riesce anche a strappare via la palla dall'avversario. Ora Dominici può partire, Croce la sponda, ancora per Dominici ma rinviene Magionami verso Ottaviani che finta, poi viene fermato fallosamente. Marchetti va dritto in porta, la palla esce ma viene deviata da Galassi, quindi calcio d'angolo. Scambio ravvicinato fra Di Meo e Ottaviani. Di Meo riesce ad entrare in area di rigore, poi si lamenta per un contatto, ma sarà una rimessa dal fondo. Vincenzo va alto da Dominici, poi recupera Magionami, va da Ottaviani che tenta il destro. Volpi cerca una sponda ma trova Zorzi che rientra, scambia verso Magionami che cerca a sua volta Di Meo ma trova un giocatore del Cottini. Ora Vincenzo verso Galassi,
Ancora per Vincenzo. Ancora per Croce. Ora Dominici che tenta di andare da solo, ma larga per Vulpiani. Si arriva per primo Petricca, che tornerà indietro da Galassi. Il rilancio lungo del portiere con Volpi che deve liberarsi di Marchetti. Cerca una acrobazia, trova il pallone ma non trova la porta. Bel gesto tecnico del numero 17. Pezzo ora con Ottaviani che si fa vedere basso. E ora gliela passa il numero 6. Parte quindi il 7 che allarga verso Zorzi, che a sua volta allarga per Garafalo, che viene fermato fallosamente. Sembra voler andare Marchetti da punizione, la posizione è invitante. Potrebbe andare anche ad un tiro diretto in porta il numero 8. Vedremo quale scelta prenderà. Tutto pronto. Fischia ora il direttore di gara. Parte Marchetti con il tiro che si infrange nella barriera. Ancora il numero 8 sulla sfera. Andrà una rimessa verso Magionami che la vela. Petricca verso Vincenzo. Il numero 16 va davanti verso Dominici che cerca di buttare con Croce. La palla ancora per Dominici che apre verso Volpi. Volpi tenta il sinistro che si perde a poco dalla parte difesa da Vadalà. Ancora Marchetti sulla sfera. Noi siamo arrivati al 18° del primo tempo. Il tiro da lontano tentato da Zorzi. Croce con la pressione di Di Meo se la cava grazie al disimpegno di Petricca. Poi Vincenzo viene fermato forse fallosamente ma resta in piedi, cerca di servire Volpi, ora spostandosi sulla destra con Dominici che ha cambiato fascia e si è spostato sulla sinistra. La rimessa è però per lo zio Mauro. La palla verso Zorzi che cerca di rientrare ma viene circondato da giocatori in maglia rossa. Poi Vulpiani cerca di prolungare verso Vincenzo che la mette in mezzo per Croce che di prima apre verso Dominici. Dominici viene pressato da Marchetti e da Ottaviani. Riesce comunque a trovare Croce, anzi Vulpiani. Rientra ancora il numero 23 che trova Volpi. Poi Croce sbaglia l'apertura per Vincenzo. Comunque una buona azione quella del Cottini. Subito viene servito il numero 16 Salvatore, è entrato ora al posto di Di Meo. Uscito il numero 9 per il numero 16. Servito Garafalo che va nuovamente da pezzo. Il lancio lungo a cercare nuovamente Garafalo che viene però accompagnato sull'out da Vincenzo, dirigente numero 16 in maglia rossa. Va rinvio ora Galassi, cercare il solito Vulpiani ma Marchetti la mette giù con il petto, poi apre verso Salvatore che può girarsi, viene subito marcato da due giocatori che gli impediscono qualsiasi azione. Ottiene comunque una rimessa il numero 16. Marchetti rientra bene, poi tenta il sinistro che però si perde fuori. Nessun pericolo per la porta rivista da Galassi. Petricca va da Dominici
che può salire. Il numero 23 viene pressato da Marchetti. Lasciano scorrere perché viene assegnato un corner, quindi Volpi non cerca di arrivare sulla sfera. Corner che verrà battuto da Dominici. Pronto il numero 23. Partito il cross alto verso Volpiani, che colpisce sì con la testa, ma prende in pieno un giocatore dello Zio Mauro. Poi Croce rientra e poi torna indietro da Galassi senza rischiare nulla. Galassi che apre verso Petricca, che ancora era in proiezione offensiva. Poi Dominici tenta il sinistro da lontanissimo, Marchetti ci mette il petto e concede un calcio d'angolo, il secondo in questi minuti. Parte Dominici con Volpi e Volpiani e Petricca nel rigore. Nessuno dei tre riesce ad andare sulla sfera, che scorre. Magionami la restituisce a Garafalo, che torna indietro da solito Pezzo, che si prende tutto il campo che ha a disposizione. Non viene pressato da Dominici. Lo invitano anche al tiro, ma lui preferisce andare ad un cross alto. Ora Salvatore viene fermato bene da Croce. Nel frattempo è uscito anche Croce, tira, è uscito anche il numero 7 Ottaviani ed entra al suo posto con il numero 4 Micciche. Riparte Marchetti, Micciche si fa vedere, viene servito ora il numero 4. La pressione degli italiani non è fruttuosa. Ancora lo Zio Mauro ad impostare con Pezzo che cerca Magionami, che si gira e cerca a sua volta Micciche, che cerca di prolungare per Salvatore, ma il primo ad arrivare sulla sfera è l'estremo difensore del Cottini. Ora il capitano verso Tajani, pressato da Micciche. Preferisce andare proprio da Galassi, che ha gestito molti palloni pur essendo un portiere. Croce la mette giù, poi apre verso Dominici, ora di nuovo sulla destra. Zorzi perde la sfera e la concede al Cottini. Subito Croce con Tajani che si fa vedere sulla sinistra, ma ora è marcato, quindi preferisce andare da Volpiani, il numero 8 che cerca a sua volta Dominici. Il numero 23 va da Volpi, che con una sponda cerca il capitano, non riesce proprio ad arrivare sulla sfera. Poi Petricca ci mette la testa per rilanciare. Volpiani riesce comunque a servire Dominici e tenta un tiro da lontanissimo che si perde sulla sinistra della porta ripresa da Vadalà. Ancora il numero 1 che va da Marchetti, che stoppa e poi apre verso Zorzi, che però non era in quella posizione offensiva. Galassi serve Dominici, che si può girare, poi va da Croce. Il numero 8 allarga per Tajani, no look. Il numero 24 vuole rientrare al centro, poi serve Volpiani che apre bene verso Vincenzo. Recupera palla lo Zio Mauro, che ora va velocissimo con il pallone verso Micciche. Tentativo di Magionami di servire il numero 4. Palla ancora per Tajani. Numero 24 va verso Volpi, che tenta il sinistro, la parata di Vadalà. Una rimessa con le mani, sarà in zona offensiva. La girata di Dominici che viene deviata anche da un giocatore, forse da Volpi o da Volpiani, comunque un giocatore del Cottini, quindi sarà una rimessa. Ora Marchetti verso Pezzo. Quando siamo arrivati al 25esimo, manca ormai pochissimo alla fine della prima metà di gara. Punteggio ancora sul 2-0, segnato nei primi 8 minuti di gioco.
Va Marchetti con una sorta di tiro cross che non trova però nessuno. La chiama Volpi. Viene però servito Dominici che viene anticipato da Pezzo. La palla ora per Magionami che apre verso Zorzi. La palla però scorre e finisce sul fondo. Finisce ora la prima metà di gara con il punteggio di 2-0 per il Cottini Staibano Gomme. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo con lo zio Mauro che andrà alla battuta. La palla verso Marchetti. Va da Pezzo, numero 6. Recupera la sfera il Cottini, ma subito la croce verso Dominici. Dominici con la sovrapposizione di Volpi. Viene ora servito il numero 17 che sponda bene per Tajani. Poi il cross di prima di Dominici. Non trova però nessun compagno. Palla verso Salvatore che cerca con la testa Magionami. Croce la fa sua. Poi Vulpiani temporeggia e va verso Vincenzo. Di prima croce per Vulpiani che torna indietro da Petricca. Ancora Vincenzo. La recupera Garafalo. Questo secondo tempo osserviamo come ci sono invertiti Zorzi e Micciche, ora sulla sinistra il numero 4 e sulla destra il numero 5. Ora proprio Zorzi sulla palla che la gira di prima ma viene fermato da Tajani. Ora ancora per Pezzo, palla verso Micciche. Vulpiani, fallo di Magionami. Sul tiro Vulpiani e croce un po' defilato. Ora arriva anche Dominici. Si defila ora Vulpiani perché la punizione è di seconda, quindi Dominici andrà ad un passaggio verso croce o Petricca. Ora Dominici verso Petricca che si allarga e poi tenta il destro, va da là, riesce a farla sua in due tempi. Riparte ora da Garafalo che va davanti ma Vincenzo ci mette il piede. Poi recupera Magionami che torna ancora da Garafalo che non riesce ad arrivare sulla palla in un primo momento. Poi con un disimpegno molto rischioso trova Pezzo che allarga verso Marchetti che è velocissimo, cerca di prendersi tutto il campo che ha a sua disposizione. La palla verso Zorzi, pressato da Petricca che difende altissimo. Riesce a cambiare campo Zorzi verso Garafalo, tenta addirittura il sinistro da tre quarti campo, forse un po' più indietro. Il pallone esce. Galassi, il petto di Marchetti che favorisce il Cottini. Ora Vulpiani che va al destro in due tempi, ancora va da là. Marchetti va in avanti verso Zorzi che la restituisce al numero 8. Sta lottando con Volpi, cerca di girarsi Marchetti, Volpi lo pressa ed commette anche un fallo. Marchetti verso Pezzo, sale Garafalo ma Pezzo preferisce andare sulla destra verso Zorzi. Torna indietro sempre dal numero 6 che ora ragiona e va da Garafalo
che prolunga per Salvatore. La palla però è troppo lunga, non riesce quindi ad arrivare sulla palla il numero 16. Galassi va a rinvio quando sono passati già 5 minuti dall'inizio del secondo tempo, punteggio che rimane invariato con il doppio vantaggio del Cottini ad opera di Dominici. Palla ora verrà gestita ancora dal Cottini con Vulpiani che torna indietro da Petricca, che va da Croce. Il pressing alto di Meo, appena rientrato al posto di Salvatore. Volpi cerca di servire nuovamente Tajani, ma trova però il giocatore dello zio Mauro. Ora Magionami torna indietro da Marchetti, che perde per un attimo il contatto con la sfera. Poi riesce comunque a servire Magionami, ma recupera il capitano Croce, che va da Vincenzo, che restituisce ancora al numero 8, che si gira, poi serve Dominici, che cerca di accentrare, va sulla sinistra. Ora Dominici che allarga verso Tajani, che mette un cross di prima intenzione, che però non è indirizzato da nessun compagno. Sarà una rimessa quindi al fondo per Vadalà. La palla per Pezzo. Magionami si gira, cerca di prolungare per Marchetti, che riesce a tenerla in campo e andare sul fondo, ma lascia scorrere Tajani. Petricca ora ad impostare verso Vulpiani. Numero 20 va dal capitano Croce, che si accentra, ancora serve il numero 20, che va da Volpi, che lascia scorrere, cerca di arrivare sul pallone, non riesce ad arrivarci, quindi sarà fallo. Vulpiani sulla sfera, va da Croce, che cerca di servire Tajani, ma perde il pallone. Lo recupera Magionami, che tenta un tiro da lontanissimo, che per poco non entrava in rete. Ottima azione. Errore di Croce, forse il primo pallone sbagliato dal numero 8, che però poteva diventare sanguinoso, visto che Magionami è andato vicinissimo ad accorciare le distanze. Ora ancora Croce ad impostare, cerca di rientrare, poi una finta e allarga verso Tajani. Petricca per Galassi, che di prima va al rilancio, dove svetta però Marchetti, che non trova nessun compagno. Palla per Volpi, che la mette giù, poi arretra e va da Petricca nuovamente, che torna sempre da Galassi, che la stoppa in due tempi e si rifugia dal numero 4. Vulpiani si fa vedere per un appoggio, ma preferisce andare al rilancio Petricca, non trovando così nessun compagno, facendo ripartire lo zio Mauro da Vadalà, che serve il solito Pezzo, che allarga verso Garafalo. Il numero 3 va da Miccichè, si fa centro da Magionami, che allarga di prima verso Marchetti, tenta il destro basso, la palla finisce a Ottaviani, che tenta il sinistro, viene parato però bene da Galassi e messo in calcio d'angolo. Ottaviani, che è appena rientrato in campo al posto di Zorzi. Sulla sfera di Meo, la mette in mezzo, svetta Vulpiani, cerca di arrivarci Garafalo, ma concede così una ripartenza a Dominici, che si prende tutto il campo che ha a disposizione. È velocissimo Dominici, poi cerca l'imbucata verso Volpi, ancora la palla nei piedi del numero 3, 23, che riparte da Croce, che la mette in mezzo con i piedi, va da là, poi Garafalo sbaglia tutto e la concede nuovamente a Volpi, che tenta il destro, vicinissimo al 3-0 il Cottini. Pezzo, Magionami cerca subito Ottaviano, che viene fermato senza fallo. Ottaviani recupera Tajano, che ora
si trova sulla fascia destra, visto il taglio in diagonale. Ancora il numero 24, ora gli strappano però il pallone Micciche, che va subito da Ottaviani. Ottaviani va a rilancio a cercare Di Meo, Vincenzo intercetta e stoppa l'azione dello zio Mauro. Ancora la palla per Dominici, che con il tacco serve Volpiani, va da Volpi che arretra sempre per giocare la palla e non sprecarla. Petricca va da Volpiani, ancora Petricca con Vincenzo che si fa vedere sulla destra ma è anche prestato da Micciche, quindi Petricca riesce ad andare da Dominici che perde però la sfera, va da là, va al rinvio, ci arriva ancora Petricca, poi prolunga Croce, Garofalo si fa strappare il pallone, Volpi la recupera, allarga poi verso Dominici, Volpi si fa vedere il centro dell'area di rigore, un time out chiamato dal Cottini, tutta pronto per la ripresa dell'incontro. Dopo il time out chiamato dal Cottini, con il successivo ingresso di Gonnella con il numero 19 al posto di Tajani, con Vulpiani che si è spostato a fare il centrale di difesa e Gonnella che è andato a fare il centrale di centrocampo. Hanno cambiato forse anche modulo i giocatori del Cottini, che ottengono subito un calcio d'angolo che verrà ora battuto da Dominici. Parte il numero 23 verso Petricca che svetta, non riesce però a trovare la porta. Palla verso Magionami che viene pressato ma si libera bene del pressing di Gonnella. Ancora Magionami cerca di allargarsi in un'azione personale, il numero 10 ancora dovrà andare al cross, lo effettua con il colpo di tacco tentato da Ottaviani, tacco che però non riesce a rimpensierire Galassi. Riparte ora Dominici che cerca Volpi che ha fatto però il movimento opposto, quindi non riesce a trovare il numero 17. Micciche va verso Magionami che può ragionare il numero 10 perché non viene prestato da nessuno, poi allarga verso Ottaviani che cerca nuovamente il numero 10 ma recupera tutto Dominici con Croce che si fa vedere, il numero 23 però scivola e non riesce quindi a passarla, forse si è fatto anche male il numero 23. Tutto a posto, sembra rialzarsi. Tutto a posto, Dominici non si è fatto nulla, quindi ripartirà lo zio Mauro con una rimessa ora verso Pezzo per Garafalo, ora per Magionami che cerca Ottaviani che allarga verso Garafalo che va per Di Meo che litiga un po' con il pallone ma ottiene comunque una rimessa in zona offensiva. Ora Micciche sulla battuta, va da Ottaviani che torna da Magionami che va da Marchetti, ancora Marchetti tenta il tiro basso che viene però stoppato da Croce, nessun fallo quindi riparte velocissimo ora. Riparte ora il Cottini che però l'arbitro ferma il gioco perché Marchetti è dolorante a terra pur non avendo fischiato comunque il fallo, visto che il difensore aveva preso il pallone secondo il direttore di gara. Quindi ora riprenderà il gioco con una palla contesa che verrà restituita al Cottini, no, solo restituita senza palla contesa, però la palla fra le mani di Galassi che chiede un movimento ai suoi compagni, poi serve Dominici che di prima apre per Gonnella che torna indietro verso Vincenzo ora sulla fascia
sinistra dopo l'uscita di Tajani, con Petricca che sta facendo il terzino destro e Volpiani, come detto prima, a fare il centrale di difesa. La palla verso Volpi che in qualche modo riesce ad arrivare sulla sfera, poi Marchetti rinviene senza fallo, va da Magionami che a campo il numero 10 rientra riprendendosi così di croce, poi viene forse fermato fallosamente da Gannella. Non è così secondo il direttore di gara. Fa la palla verso Volpi che vuole rientrare, lo fa. Il numero 17 può pensare addirittura al tiro, lo effettua ora, viene però murato. Poi Marchetti in palleggio rilancia verso Di Meo che non riesce ad arrivare sulla sfera. Andiamo sul pallone, grazie. Ormai il partito mi va a poco. Petricca verso Dominici che di prima apre benissimo per Gonnella che si impegna per tenerla in campo, lo fa. Poi la scivolata di Petricca, di Marchetti, la palla scorre, Garafalo la fa sua, poi apre verso Miccichè che a campo cerca di prenderselo tutto. Ora rinviene Croce, quindi aspetta il numero 4 la sovrapposizione di Garafalo, lo serve. Ora il numero 4 Miccichè viene fermato da Gonnella che riapre subito verso Volpi che a campo il numero 17 pensa addirittura al tiro, lo effettua. Un tracciante che attraversa tutta l'area. Marchetti per Magionami che viene pressato, quasi perde il pallone ma il pressing di Gonnella è falloso, quindi ripartirà lo Zio Mauro con una punizione in zona difensiva, perso verso Garafalo. Garafalo sbaglia però il passaggio per Ottaviani, quindi una rimessa in zona difensiva. Fa Petricca da Croce che prolunga verso Volpi che serve Gonnella, viene però fermato da Garafalo insieme a Salvatore. Poi Ottaviani cerca ancora Salvatore ma un fallo di mano di Croce. E poi è rientrato Zorzi e Salvatore ed è uscito Miccichè e Ottaviani. No, Ottaviani ancora in campo. Uscito Di Meo. Sulla sfera ora Marchetti, questa punizione che può risultare insidiosa. Parte ora Marchetti, la palla ancora buona per Magionami che viene fermato forse con un fallo, non secondo il direttore di gara. Palla per Galassi che riapre verso Petricca, ora per Dominici. Croce ora si fa vedere Dominici per riesce andare da Petricca, il capitano. Ora servito Dominici. Volpiani, serve Vincenzo che cambia gioco verso Petricca che la mette in mezzo per Volpi che però è spalla alla porta, cerca di servire Dominici, viene sporcato il pallone, recupera ora lo Zio Mauro, la palla verso Marchetti che va in avanti per Ottaviani che rientra ancora da Pezzo che va davanti, Pezzo da Magionami, recupera Gonnella e va in contropiede il numero 19 che fitta il tiro, ancora in dribbling, viene fermato falosamente ma fuori dall'area di rigore. Anche una ammonizione per Marchetti, stavolta è per il cottinista Ibano Gomme, una punizione pericolosa. Vedremo chi andrà a batterla quando siamo arrivati al 19esimo di gioco del secondo tempo. Mancano all'incirca 6 minuti alla fine dell'incontro, punteggio ancora di 2-0. Ora Volpi e Croce e Petricca sulla sfera.
con Dominici defilato, ma la posizione più per un destro. Parte ora Croce che firma un grandissimo gol, quello del 3-0 al 20° minuto di gioco del secondo tempo, una punizione magistrale per il Cottini, 3-0. Per il Cottini Stebano Gomme, segnato il numero 8 Croce, che ora cede la fascia di capitano. Frattempo Volpi sulla sinistra la mette in mezzo verso Dominici, che fa un velo non capito da Gonnella, poi Petricca cerca il tiro parato da Vadalà. È entrato il numero 7 Fratini, il capitano. Frattempo un'azione pericolosissima di Salvatore, che con una deviazione ottiene un calcio d'angolo quando mancano in circa 5 minuti di gioco alla fine dell'incontro. Angolo di Magionami verso Garafalo, che la mette in mezzo, non trova però nessun compagno e neanche un altro calcio d'angolo, solo una rimessa per Galassi, che cerca subito Petricca. Numero 4 va a rinvio con il movimento di Dominici. Al posto di Vincenzo Fratini, ora Ottaviani. La rimessa per il Cottini con Dominici sull'auto di destro, cerca Gonnella, che va di prima intenzione con un destro che si perde però fuori. Il lancio lungo, Vulpiani spazza, Pezzo, ora da Zorzi, che si gira bene, poi effettua un tiro da lontanissimo. Ancora una rimessa dal fondo per Galassi, che va da Volpi, che con la testa trova Croce, che non riesce però ad addomesticare il passaggio, poi cerca di rinvenire su Salvatore, si porta la palla fuori, quindi una rimessa per il Cottini. Bene Vulpiani per Fratini, che cerca Volpi, che viene fermato fallosamente. Vulpiani per Dominici, che va da Croce. Ancora per Dominici in un'insolita posizione arretrata, va rinvio verso Volpi, che cerca un aggancio acrobatico, viene però fermato. Cozimaro riparte con Ottaviani velocissimo, il numero 7 che allarga ancora per Zorzi, il numero 5 con il tacco ancora per Ottaviani, che cerca da terra di arrivare sul pallone, non riesce però a dare potenza al tiro. Volpi cerca con una spinta di liberarsi di Marchetti, la spinta viene però ravvisata dall'arbitro, quindi un fallo. Ripartore Gonnella, che alza la palla verso Dominici, con in mezzo Volpi, numero 23 va da Volpi, che trova un calcio d'angolo. Quando l'arbitro dice che mancano 2 minuti alla fine dell'incontro, il corner verso Petricca, che riesce a colpire, ma per farlo ha spinto, quindi un fallo del numero 4. Con un numero cerca di andare via Ottaviani, viene però fermato da Gonnella, che torna indietro da Volpiani, con il sinistro apre verso Dominici, che viene fermato. Poi Salvatore cerca il tiro, Galassi è attento e mette in angolo. Calcio d'angolo battuto basso verso Zorzi, Dominici sulla sfera, si complica forse un po' la vita, poi torna indietro da Volpiani, che trova Croce, e ancora Dominici, che cerca di ripartire, perde però la sfera, la palla in mezzo verso Salvatore, Fratini la spazza e quindi Petricca riparte, il numero 4 che
che allarga verso Volpi, a tu per tu con Vadalà, si lascia ipnotizzare. Manca un minuto alla fine dell'incontro, ancora 3-0. Volpiani con la testa. Ancora per Marchetti, cerca di rientrare il numero 8. Sbaglia però il passaggio. Poi Pezzo apre verso Zorzi, che stoppa la palla, però se la perde fuori, quindi sarà una rimessa per il Cottini. La palla verso Volpiani, che la domestica, poi la gira verso Petricca, che va davanti da Volpi. Ercolani ora terminata. Ercolani ora terminata. Gonnella. Ancora il numero 19 con un filtrante verso Petricca in proiezione offensiva, poi Dominici trova un gran gol, quello del 4-0 che conclude la gara. Su questo gol il fischio finale dell'arbitro che attesta la vittoria del Cottinista Stebano Gomme per 4-0, una gara dominata dall'inizio alla fine.